Salve tifosi napoletani, potrebbe accadere uno scambio incredibile tra Chelsea e Napoli, ma prima di dare un'occhiata iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su quello che succede a Napoli. Napoli su Ziyech, il Chelsea fa una doppia richiesta a De Laurentiis, voci dall'Inghilterra. Il Mirror fa sapere che l'asse Serie A Premier in chiave mercato è sempre più caldo. Protagonista la società azzurra. Il Chelsea sembra non avere limiti, almeno nelle intenzioni, per il prossimo mercato estivo. Il club inglese è pronto ad investire tantissimi milioni per rinforzare la squadra. Uno dei reparti che andrà rinnovato è l'attacco. Ne parla il Mirror. I Blues avrebbero saputo dell'interesse del Napoli per Hakim Ziyech, ma è l'ostacolo principale. Scrivono, è l'alto ingaggio del giocatore, e per questo motivo sarebbero pronti a inserire l'esterno marocchino in una maxi trattativa coinvolgendo uno tra Osimhen e Kvaratskhelia, due tra i principali obiettivi per l'attacco. Chelsea-Napoli, dall'Inghilterra. Contatti in corso, non è un mistero che la Premier League insegua da tempo l'attaccante nigeriano su cui è forte anche l'interesse del Manchester United. La novità è che per il Chelsea, in alternativa, anche Kvara sarebbe un ottimo colpo e per questo si sfrutta l'interesse degli azzurri per Ziyech. Al momento si tratta di una semplice ipotesi, ma per il Mirror il Chelsea un doppio tentativo col Napoli in estate lo farà. Qual è la tua opinione sullo scambio di Kvara e Osimhen con il marocchino Ziyech? Lasciate la vostra opinione nei commenti e iscrivetevi anche al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale.